Quello che state vedendo è Prato della Valle, la piazza più grande d'Europa, uno dei punti più conosciuti di Padova, la città che avete visto risvegliarsi. L'estendersi dello sguardo all'orizzonte mette in luce la particolare posizione di Padova, all'incrocio delle più importanti linee di comunicazione che intersecano il nord-est italiano, punto di relazioni economiche, culturali e scientifiche. Questa posizione ha dato un'impronta particolare alla città, attribuendole un ruolo speciale negli studi, nel commercio, nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi. Il fulcro della vita quotidiana a Padova è ancora oggi rappresentato dal Palazzo della Ragione, preziosa testimonianza d'arte costruita nel XIII secolo, sotto le cui volte si anima la vocazione commerciale e produttiva della città. Su questa tradizione secolare si è innestata una forte capacità di trasformazione ed innovazione delle produzioni e dei servizi. Possiamo prendere come esempio la Cerved, società di informatica creata dalla Camera di Commercio di Padova, che collega in rete tutte le camere di commercio italiane, gestendo ogni giorno milioni di dati e offrendo una preziosissima fonte di informazioni per gli operatori economici di tutto il mondo. La vocazione mercantile della città ha favorito la creazione di avanzate strutture specializzate poste al servizio degli scambi commerciali. Tra queste l'Interporto, un complesso destinato a rendere più efficiente la movimentazione delle merci, assicurando l'intermodalità del trasporto, favorito dalla presenza di un'efficiente rete stradale, autostradale e ferroviaria e dalla vicinanza con i maggiori aeroporti della regione. Ogni giorno treni di ogni categoria portano nella città migliaia di persone, professionisti, imprenditori, lavoratori che accedono alle industrie e ai servizi del capoluogo, turisti affascinati dalle bellezze artistiche di Padova, migliaia di giovani che raggiungono le numerose scuole superiori che con l'università assicurano un arco formativo completo. Sono più di 50.000 gli studenti che seguono i corsi delle facoltà di un'università fra le più antiche d'Europa, fondata nel 1222. In queste sale è insegnato fra gli altri uno dei fondatori della scienza moderna, Galileo Galilei. L'università, con oltre 2.500 docenti e ricercatori, svolge un'intensa attività scientifica, volta anche al trasferimento di nuove tecnologie verso il mondo produttivo, in ciò aiutata dalla presenza del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con aree che dispongono di attrezzature e laboratori all'avanguardia. La presenza di queste risorse ha consentito di realizzare un primo nucleo di un parco scientifico e tecnologico il cui progetto è stato approvato e patrocinato dalla Comunità Europea. La struttura sorge nella zona industriale di Padova, che accoglie oltre 500 imprese e 20.000 addetti, costituendo una delle zone produttive più vaste d'Italia. La felice posizione geografica di Padova ha favorito lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Fra le 100 province italiane, infatti, quella di Padova occupa il 10° posto per numero di imprese attive nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, oltre 73.000. La forza lavoro supera le 340.000 unità. Di queste il 54% sono occupate nel commercio e nei servizi, il 39% nell'industria, circa il 7% nell'agricoltura. Particolarmente rilevante è il peso delle attività di esportazione svolte nell'ambito della provincia di Padova. La struttura industriale padovana copre pressoché tutti i campi dell'attività produttiva, con una forte presenza nel settore metalmeccanico. Macchine per l'agricoltura, la movimentazione terra ed impianti completi per le attività agricole, macchine e utensili specializzate per le attività dei diversi settori produttivi, carpenteria metallica, mezzi di trasporto, dalle tradizionali due ruote al materiale ferroviario.
Punte di eccellenza si hanno anche in altri settori merceologici, dalla componentistica elettronica allo stampaggio di materie plastiche. Anche l'industria del mobile è ben rappresentata, sia con produzioni tradizionali che di moderno design. Un rilevante numero di imprese produttive è raggruppato nel sistema moda, dalla maglieria all'abbigliamento per il tempo libero, dalla calzatura alla pellicceria, con produzioni di elevata qualità. I Colli Euganei, suggestivo richiamo paesaggistico, dominano l'ampia pianura padovana, nella quale si è sviluppato un moderno settore agroalimentare che integra le produzioni agricole nel processo di trasformazione dei prodotti. Fra questi segnaliamo i vini bianchi, rossi e spumanti, ed in particolare quelli a denominazione di origine controllata, che caratterizzano la produzione enologica padovana. Di rilievo sono le produzioni del prosciutto veneto di Montagnana, antica città dalle mura ancora intatte, di pregiati formaggi nell'area nord della provincia, tra cui il grana padano, le produzioni orticole e di frutta delle campagne padovane. Padova svolge un ruolo rilevante nel campo dei servizi alle imprese produttive. Vi si concentrano, infatti, attività poste al servizio di tutta l'area nord-orientale del paese. La città è un centro finanziario di prima grandezza, nel quale operano tutti i principali istituti di credito nazionali, accanto alle 3 banche che nella città hanno la loro sede istituzionale. Le imprese trovano inoltre una ricca offerta di servizi qualificati nei più diversi settori, in grado di accompagnare e sostenere l'azienda nei diversi momenti della propria attività. Eccoci nelle strette strade porticate del centro storico, su cui si affacciano ancora, come nei secoli passati, le botteghe degli artigiani, anch'essi componenti essenziali della struttura economica della provincia. Accanto alle lavorazioni tradizionali ad altissima qualità e contenuto artistico, l'artigianato ha sviluppato un tessuto produttivo fortemente innovativo che integra l'apparato industriale padovano. Non poteva certo mancare, nel ritratto di Padova, la Basilica di Sant'Antonio, che da secoli richiama pellegrini da tutto il mondo, un capolavoro dell'architettura medievale, ricco di preziose opere d'arte. Al santo, come viene chiamato a Padova, si affiancano altre preziose testimonianze dell'arte italiana, opere uniche, tra cui primeggia la Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto. Il turista trova gioielli inestimabili anche nella provincia, con la presenza di città murate che conservano intatto il fascino della loro storia secolare. La presenza di una rete di servizi a livello europeo, in un ambiente piacevole e a misura d'uomo, consente a Padova di offrire una qualità di vita invidiabile. Sergej Bubka contro 6 e 12. Ed è privato del mondo! Privato del mondo! Momenti di vacanza all'eterna. Quella di Abano e Montegrotto, a pochi chilometri da Padova, è la più importante zona termale d'Italia e una delle più conosciute a livello europeo. Dalle profondità della terra sgorga un'acqua alla temperatura di 93 gradi, arricchita dalla presenza di una flora particolare e unica che assicura elevate proprietà curative. Una struttura alberghiera fra le più moderne d'Italia offre agli ospiti una perfetta accoglienza e trattamenti fra i più avanzati ed efficaci. Il quartiere fieristico di Padova, qui allestito per una delle manifestazioni, rappresenta una delle strutture fondamentali per favorire gli scambi e le relazioni con tutto il mondo, attraverso le rassegne specializzate che si sono affiancate alla tradizionale fiera campionaria di maggio. Padova non è tuttavia solo un punto di riferimento per gli scambi commerciali. Ogni anno si svolgono centinaia di incontri, seminari e congressi che consentono un continuo flusso di informazioni in campo tecnico, culturale e medico-scientifico. Essi
Sono favoriti anche dalla presenza di una qualificata struttura ospedaliera, dell'università e di istituti e cliniche ad essa collegati che svolgono un'intensa attività di ricerca e che sono dotati di attrezzature e laboratori all'avanguardia. Un giorno nella vita di Padova e della sua provincia. Una città e una provincia europea con un cuore antico proteso verso il futuro. Questo rapido viaggio non può che concludersi con il linguaggio universale della musica dei solisti veneti, anch'essi parte viva della città e suoi ambasciatori nel mondo.